croce nera presente voi, perché si ricordate i furlans cosiddetti imperiali che sono muas di là dal club. Certo, ma noi siamo in capo per onorare queste persone che sono morte sotto un'altra divisa, però che hanno renduto onore alla nostra int. Ecco, per non dismentare, ricordare insomma anche chi certamente, per non dismentare, perché sono stati strossati, tenuti a scuro, ecco. Ecco, soprattutto ricordare che chi stent è onorato la divisa che ha fatto. È onorata sicuro, sì, e di fatto vengono delle presenze dirette e riguardi dei nonnos che non si hanno tramandato le sue storie e i suoi sacrifici che hanno fatto sui confini della Galizia, da Serbia e di altri bandi senza. Questa importante commemorazione dà l'occasione proprio di viaggiare nelle pagine di storie, qualche volta dismenteate dei nostri furlans che hanno combattuto sotto un'altra divisa che non che dalla patria. Ecco. Quindi questo è un momento importante, anche un momento significativo, e proprio anche la provincia di Udine ha cominciato le proprie attività per le commemorazioni dal centenario, proprio con hanno depositato una corona di allora, proprio al Cristo delle Trincette, alla Basilica di Aquilè, per riguardare tutti i caduti da ambo le parti. È un dovere che non sentiamo proprio tal cur, perché ho sentito che sono sang dal nostro sang e non è sta delle cause loro, e chi le istituzioni, in particolare le province, perché Federico Simeone ha presentato un ordine dal dì che è stato approvato, però non stanno l'anti in davanti, di conseguenza chi fantasse, chi che fa politiche e quando l'ha promettuto, e di sei una promessa è sempre un debito, e quindi chi debita a chi a manco di sei paias, ma in cura.